Radio Esce mattina con solo un braccio e porta cose dolci a chi si scende in presso. Esce mattina porta un caffè a chi con cuore amaro si può acconciare bocca. E perché no, non è una malattia, è solo pulizia. Non mi basta sta mania che il corpo mi porta e dopo la parrocchia e ride. Che mi faccio, che ce ne importa, sì, che fuori non passa, solo una volta, lascialo fare, che tanto prima roba rota da girare, e perché no, non è una malattia, è solo pulizia, non mi basta sta mania, che il corpo mi porta, e dopo la parrocchia e ride, Allora, vabbè, questa la conoscete bene, per gli amici della ragazza è un hit al pari di quelle cose lì che arrivano dal nord, Emma, l'amoroso, Ligabue. Malia dei Foia dal CD e oggi sono qui per il download day dal CD di Mana Torno Sole. E qui con noi ancora una volta Dario Sansone, ma questa volta accompagnato. Buongiorno Dario. Buongiorno, io sono con Gianni Schiattarella, il nostro batterista, e salutiamo gli altri due Foia, Ennio e Giuliano, che sono al lavoro. Buongiorno batterista di Rione Berlingieri. Infatti senti, salute Rione Berlingieri all'ascolto. Ciao Rione Berlingieri. Allora, il disco dei Foia, noi qua parliamo di Pomì, parliamo dei fatti d'attualità, ma poi ci preoccupiamo sempre di parlare di quella che è la nostra bellezza, che è racchiusa poi tra musica, poesia, arte, insomma veramente noi dovremmo puntare di più, e noi lo facciamo ogni mattina, e avere tra le mani il nuovo disco dei Foia. Tra l'altro Dario, non te l'ho detto, che poi tu me l'hai regalato, non ci siamo più sentiti, è bellissimo il disco, complimenti. Grazie. Un po' più complimenti a Dario, perché oltre a essere il frontman è anche l'autore, no? Di tutte le canzoni, e volevo partire da questo. Siccome sentiamo dire in giro sempre che mancano le nuove canzoni, non ci sono autori, l'avrai sentita anche tu questa, no? Per esempio, se parli con Lina Sastri ti dice che non ci sono nuovi autori, se parli con un altro, perché non ne trovano loro? Oppure Non ne trovano loro, evidentemente. Io conosco tantissimi autori napoletani e non giovani che scrivono, e soprattutto conosco tante canzoni belle, perché al di là dell'autore, del nome, quello che conta è la canzone e quanto sia vera, e conosco tante canzoni vere, e soprattutto vedo tanta gente che ci crede e continua a farlo come mestiere. Quindi il problema probabilmente è proprio la scarsa ricerca nella nuova scena, nei nuovi autori. Anche perché tutto sommato, quando parliamo di Pino Daniele, che per tutti noi è il maestro che conosciamo, tutto il resto, io certe volte penso, ma vuol dire che l'effetto Pino Daniele è stato sì positivo, ma allo stesso tempo anche negativo, perché è come se avesse risucchiato poi tutto il resto, non tanto la tua generazione, che tu hai 33 anni, 32, ma quelli contemporanei in realtà sono stati un po' risucchiati da Pino. Allora la domanda che ti volevo fare è questa: quanto ti confronti tu con il canzoniere di Pino Daniele e anche con quello precedente della musica di Napoli? Ma io credo che artisticamente è inevitabile, nel momento in cui si approccia al dialetto, alla scrittura in lingua, anzi, è inevitabile. Pino Daniele ha scritto tante cose, ha coperto una vasta fetta anche di argomentazioni e di linguaggi. Però il nostro intento è quello di fare un solco nuovo, una musica nostra, un suono nostro, e anche un credo nostro. Questo disco è tutto basato sulla speranza e su partendo dal titolo, voglio dire. Sì. Cioè di Mana Torno Sole è un po' come a da passare nottata. Sì, grosso modo è quello il concetto, però è un viaggio il disco, perché il tempo è
è qualcosa di fondamentale sia come aspetto meteorologico. C'è una canzone che si chiama Malatiempo, bella, tu sei i Songa Barca e tu sei molto bella quella. I Songa Barca e tu sei Malatiempo. Insomma, noi pensiamo a noi, però è inevitabile avere delle radici, per fortuna, direi, anche se il terreno sembra non fertile o inquinato. Bisogna tirare su alberi forti e soprattutto frutti, come dire, buoni. Allora facciamo così, giusto per farvi capire il collegamento. Guardate, le canzoni sono, come ha detto qualcuno più importante anche di me, sono veramente le fotografie di ogni epoca. Certe volte si fa prima a sentire una canzone che andarsi a rileggere un trattato o un articolo di una certa epoca. Allora adesso volevo mettere Donna Concetta, di Pino Daniele, perché in questo disco c'è una canzone tra le più belle che si chiama Donna Maria, che sembra, ma non ci assomiglia per niente, attenzione, sembra di proporci un'altra figura di donna a distanza di quanti anni da quella Donna Concetta? Di 30 e passanni, no? Anche sì, qualcosa in più. Quasi l'età mia. Quasi l'età tua, giusto? Volevi dire qualcosa però? Sì, volevo dire che inizialmente questa canzone si chiamava già Donna Maria. Io volevo cambiare il titolo, perché? Poi dopo ci ho ripensato. Perché? No, proprio per questa, perché sapevo che sarei andato in radio e sicuramente ci sarebbe stata un'immediata giusta associazione, che poi mi sono tenuto. Secondo me non è né la mia, né una domanda banale, né la tua canzone una canzone copiata, anzi a me piace perché, come dicevo poco fa, se le canzoni sono veramente le fotografie di un'epoca, questa Donna Maria potrebbe essere la nipote di Donna Concetta, insomma, perché non dirlo, non ammetterlo? Certo. Allora, sentiamo un po' di Donna Concetta, ma giusto 30 secondi, poi rientriamo e risentirete e sentirete subito Donna Maria. Alzate il volume, grazie ai Foia alla radiazza. Donna non c'è riuscita, potendo reggere se già venuta. D'intasto d'un paniera, c'è stato per paura, e un popolo che cammina sotto mura. Donna non c'è cacciata, Donna Maria, la nipote, tra l'altro esiste Donna Maria, poi dopo ci racconterà esattamente tutto nei particolari Dario, chi è, dov'è, magari l'è andato a trovare. Donna Maria faccio carta, guardo il sole, se passata fuori la porta si sta e guarda gente che cambia colore. Parlano Milano che si stanno chiuate là e per giorno non pazzi a chiù pallone e vedo anima per cui da pria come era bella di da foto con l'amore, come era bella chi stui che tanti anni fa. Pigliami per una volta ancora una notte sola, non mi fa più quando la palumra è a mangiare mati e si non conta che non si vede mai, lo giovinotto era una mano assai grave, ma c'è sta nato per usare se va a rubare e questi giorni tutte uguali una all'altra, la vita semplice che ti fa sopportare, canta nei galle e non schiara mai tu piacciate e ti metti a pensare. Prima per una notte ancora
Allora Dario, De Foia insieme a Juan De Foia con Donna Maria. Allora, dov'è questa Donna Maria? Chi è? Dove la troviamo se vogliamo vederla? Allora, in realtà non so se si chiama Maria, gli ho dato io questo nome. Un'ombra femmina napolitana, Maria. Tu sei Maria. Ed è una signora che vedo immobilizzata con questi occhioni meravigliosi ogni giorno, scendendo per i quartieri spagnoli, che io abito tra il Corso Vittorio Emanuele e via Roma. Andando al lavoro ogni giorno vedo questa signora, mi sono immaginato questa sua attesa e questa sua solitudine. Diciamolo per dovere di cronaca che l'altra voce di questo pezzo è quella di Bella, che ex 24 Grana, che salutiamo, speriamo di avere anche lui qua. Sì, anche lui è in uscita, è un grosso in bocca al lupo. Parliamo di Foia, poi quando arriverà lui qua parliamo della sua uscita. Allora, ma dividiamolo bene. Ma assolutamente sì. Allora ricordiamo che questo disco sarà presentato sotto forma di showcase al NEA di Piazza Bellini, possiamo dire, no? All'angolo il 12 novembre. Poi il 13 il 13 dicembre saremo a Casa della Musica. Sì, proprio col concerto. Che è un concerto. Sì, è proprio la presentazione ufficiale. Cioè là vi giocate il primo grosso impatto con quello che si chiama feedback. Avremo tanti ospiti anche. Tanti ospiti. Allora, il concerto quello là grosso. Il concertone dei Foia. Allora, voi dite sempre che certe volte noi suoniamo sempre le stesse cose, la stessa musica, gli stessi cantanti. Cominciate anche voi però a fare un piccolo sforzo e ogni tanto a domandarvi: fammi a sentire le cose nuove che stanno nascendo in Campania, dove tra l'altro da sempre, sappiatelo, il momento buio di questa regione è magicamente poi trasformato in un momento straordinario proprio dagli artisti. Ogni volta che a Napoli la Campania sta carente, vedi post terremoto, post colera, post terra di fuochi, quando tutto sembra venire meno, arrivano loro che scrivono canzoni nuove e fanno di questa regione sempre la numero uno dal punto di vista della musica. Senti, c'è qualcuno che secondo te non campano, tra i giovanissimi, tra le band emergenti del nord, del centro Italia, che cosa ascoltate voi? Ce ne sono tantissime. Per esempio c'è questo cantautore che si chiama Luca Carocci, che lui è un brigante, è di Artena, che è vicino Roma, e scrive belle cose, scrive tante belle cose, ma anche Milano è ricca di movimento, di gente che scrive, di band che si fanno il mazzo a lungo e largo. La domanda la faccio a te, ma anche a Giovanni, cioè il fatto di essere qua in questa parte dell'Italia un po' brigante, tra virgolette, è vera sta storia che probabilmente per questo si scrivono cose meravigliose? Lo domando a te, che tu sei l'autore anche di questi pezzi. Ma sicuramente avere quella raggia in più ti dà quell'esigenza di dover dire qualcosa, di dover comunicare qualcosa, e questo è fondamentale, ma credo si possa trovare in qualunque parte del mondo. Quello che abbiamo noi è una lingua meravigliosa per comunicare, e soprattutto tanti guai da dover digerire e cancellare. Però questo dei Foia non è un disco di guai, anzi è un disco di grande speranza. Guardata per senza niente, che mi volessimo sempre festa e contenta. Ultima che ho trovato, ultima che ho pulita, ultima non ve ne importa più niente di questa vita. Poco che mi hanno manata per senza niente, che mi volessimo sempre festa e contenta. Poco ma che ha luccato, poco ma che ha deciso, poco ma voi vi sentite quando parlate. C'è una paura e fa più scura, non mi importa se resta sola, si può farci pure capo e mura senza te. Che mi ha guardato per senza niente, che mi volesse sempre fessa e contenta.
vuoi chiamare voi chi siete, vuoi chiamare chi volete, vuoi che voi non sapete più niente in questa vita. C'è una paura fa più scura, non mi importa se resta sola, si può fare pure che per mura senza te. Chiarito che tutti i pezzi di questo disco sono belli, io ho scelto quelli che mi hanno colpito, cioè anche Malatiempo, perché io sono un po' più malinconico, capito? Quindi mi piglia Malatiempo, mi piglia Donna Maria, questo uno lo sente e dice Walk, go, walk. Mentre Walk che ha ragionato era palesemente una canzone d'amore, di quelle proprio strappacote, questa invece è una canzone che parla in Lucchi ma parla pure la bocca. Vai Dario, che dice? Ricordaci il testo. Dice Walk che mi hanno nominato per senza niente, cioè spesso parecchia gente insomma invece di fare altro pensa a te. E qualche volta è meglio che non pensa a te. perché hanno queste vite così vuote e disperate. Dici, ma oggi che fa? Ma ho sputtato un po' per dire Francesco, per dire Dario Sansone de Foia. E poi c'è anche la parte degli occhi, che non sono occhi che ragionano, ma sono occhi che secciano, posso dire. Com'è? Come dice? Come comincia il pezzo? Sono occhi che mi hanno guardato per senza niente, che mi volesse sempre fissa e contenta. Bello. Complimenti al poeta e complimenti a Giovanni e al resto dei Foia. Un grandissimo disco, tra l'altro oggi è in download. Quindi se volete andate su oggi si può trovare su iTunes e tutti gli store digitali, dal 12 invece sarà nei negozi fisicamente, anche se abbiamo visto che a Napoli qualche negozio già ce l'ha. Ieri abbiamo fatto questa foto. È comodo. Chi sa? Voglio controllare a Luciano Pubblico, lo fa fesse e contente. Poi ci tenevo anche a dire che il film in cui è contenuta Malia, che è L'arte della felicità, io ci tengo proprio con il cuore a invitare tutti al cinema. Il 14 all'Ambasciatore ci sarà la prima campana e poi dal 21 novembre sarà in tutta Italia. Ma io poi voglio sentire Alessandro Rack, Luciano Stella e poi chiamiamo. No, dobbiamo pompare, come si dice, il film, perché è tutto made in Campania proprio al 100%. Non c'è sta una virgola che arriva da qualche altra parte. Allora io ringrazio i Foia, cercateli anche su YouTube se vi piace Malia. Che altro volete aggiungere? Vai. No, che oggi pubblicheremo anche le nostre date del tour dalla pagina ufficiale Foia Official Page su Facebook. Ma intanto le due date sono il 12 al Mea. Sì, c'è lo showcase, una cosa acustica. E poi Casa della Musica, 13 dicembre ci saremo tutti noi della Radiazza in prima fila proprio a fare il tifo. Assolutamente. Grazie Dario, grazie Giovanni, grazie ai Foia. Ciao a tutti. E sappiate che alla Radiazza ci sarà sempre tanto spazio per la nuova buona musica fatta dai nostri ragazzi che chissà fra qualche anno, fra qualche settimana, fra qualche mese potrebbero veramente sostituire i nomi di sempre.